Buona domenica, buonadì a tutti. In Saldì desa fine del mese capitanni sono cussas desa innenna, de suino, de sua, la idea se scotta, è pronta a che la leare a Quintina. E ducas oe, siamo in San Luri, in sa cantina Suentu e da innoghe cominciamo a fare de inu, de innenna e de Quintina. Venite con me. Amonnau siamo in Seddori e siamo in Sascantina al Suento e ducas con Salvatore Pilloni che no che è su mere, su che ha tentus idea di impreare questo luogo e questa azienda e dunque gli domandiamo come ha deciso di fare su chi de pizzino fu una cosa familiare e come è un'azienda che dà posto di tribaglio meda e che anda in tutto il mondo. Questo è venuto dalle origini di via, la famiglia mia via di agricoltori, sì? E però babbo mi mandava a magrai sa India, questo pago binge che teniamo, però su tempo doppio che devo mi occupessi di altri lavori, per esempio sul settore delle profumerie, dei detersivi e queste cose. Nonostante mi stavo sempre su tempo di pensare, ma voi hanno torto a questo tempo che via da quando tenia 14 anni o 15 anni. E una bella dì mi è capitato di piegare questo terreno in Noiseo Sumui e appunavo a sua famiglia, ma voi non fate sua bingia, chi piace da vosaltro? Si piace o non si piace? Se non da fate su. E comunque questa famiglia mi ha detto, manda bene, si piace da tutti. In prosu, si faccio uscire, figlia mia e figlio mio, due figlie e un figlio, antinau, noi nel settore del commercio non voglio andare, si piace a vista terra, che si piace di prosu. E comunque io incarrerò a fare, a piegare questo terreno, se vi siamo sumui, tenete presente che ci sono 48 notarilli può assemblare questa terra di 60 ettari di terra e 33 sono vitausi. Ed ecco poi nasce di questa bingia e ho investito noi per fare una bella cosa per questo territorio, tenete presente che Casadori tenia da Sagantina a Marmilla, anni 70, anni 80 non mi ricordo, che via d'80 pure, di conseguenza questa tradizione di più seguì. Ma questo nella conca mia, sul discorso della Sagantina e sul vigneto, nasce disperendo che altri, come me, potevano investire in questa terra. In questi ultimi 20 anni in Sardegna è tornata quasi una moda di fare vino buono meda che viene conosciuto non solo in sa terra nostra, ma in tutta l'Italia e meda sa come su vostro pure a fuori dall'Italia. Ecco, questo è scapitato che è scambiato pure sul modo di tribagliare salbinzas e queste sono diventate aziende che sono gestite come satteras in su mondo della produzione. Dunque, antevido crescere e cambiare sul modo di pensare pure su tribagliare la terra. No, questa terra oggi, sul modo di coltivare questa terra, in tutti i settori si è cambiato. Non si può pensare di produrre una cosa come ti vede quando viene picciocchetto, che appunto 60 anni fa, di 55 anni fa. È cambiato tutto ed è giusto che sia cambiato, perché se no un litro di vino deve costare 30 euro per fare. Mentre cercando di fare economia, subito si fa in modo giusto, che non faccia danno a questa gente, perché poi sul nostro intento non deve fare danno a nessuno. Deve essere fatto bene con tutti i criteri, senza usare pesticidi, tenere presente che noi siamo in una situazione di integrato, che prima deve passare sul biologico, tinassa a norma, deve fare 3 anni, di conseguenza pesticidi noi non li usiamo.
ma è sto intento proprio della famiglia di non usare i pesticidi. Poi certo ho lavorato meglio su marketing, ho andato in tutto il mondo, a macchia del leopardo, se uso negli Stati Uniti, Europa ci si usa già in tutte le nazioni, sempre a macchia di leopardo, e oggi la Sardegna è diventata un punto impruso, punto de manco, su 61%, 62% del fatturato va in Sardegna. E questo si rende d'onore. Poi tenere presente che non siamo bravi in Sardegna, in sul mondo non santa via. Videsi, turisti che arrivano, noi abbiamo presenza, abbiamo 5.000 turisti che vanno da noi, fanno degustazioni, poi subito tanti buffavo a Chicago, tanti buffavo a New York. Di conseguenza, quando vanti in ferie da Sardegna, basta, si fa visita. Ecco come è complesso, però ci ho posto 4-5 anni andando a promuovere su bio e questionando questa famiglia nostra, in modo che si conosciano in tutti i territori internazionali. Narana, che il problema della Sardegna, del suino, della schintina salda, sia di chi paga produzione, paga uino, conforme a questa regione, a Sicilia, a Puglia, su Piemonte, la quantità di inie è superiore a metà. Dunque, non che tocca di puntare sopra la qualità. Io penso che questa qualità dia da premiare sempre a tutti, sia a cantina, ma appunto prima questa qualità di fragili a suoi consumatori. Però tenevo questa cinta pago di produzioni, si scontrava con questa burocrazia che c'è in questa regione, poi scuotta dei binges. Noi tenevo dato 30 ettari di voi, però questa regione si onada un ettaro e mezzo a anno. Tenete presente quanto ci voleva. Noi abbiamo fatto un altro blocco di 50 ettari di terra in un'altra zona a 2 chilometri da noi, però non ci punti scuotas. Ecco questa burocrazia che hai. Poi noi siamo pronti a investire e tengo sogni ancora di noi, ma chissà che dovrà fare un'altra cantina, questi errori che abbiamo fatto noi, io so fare sempre errori, però non li vado sempre per spago. Però questa burocrazia, secondo me, si blocca in tutto questo vicenda di quote, non quote. E come andiamo sul centro della Sardegna, a Mammoiada, in una su due mezza e bindichi, giovane Olmeda sono tornato a questa campagna. Non solo per seguire su che hanno fatto sul babbo, sul iaio in soro, ma poiché hanno fatto del suo tribaglio in Salbinzasa una cosa che un impreu, poi issoso e poi la famiglia in soro, ma fa proprio una professione. E dunque vado una particolarità, sono nasciti due sozios, uno si narra da Mammoiai, un altro bisogno di tutto lo schipro uini binu, su ino è su cannonau, che tiene una peculiarità, è un cannonau tutto fatto in alto, in su monte, e dunque tiene un sapore particolare, un colore particolare, e come un companzo a conoscere uno di questi produttori che si narra da Luca Gungui, che tiene una storia bella meta, che fu un funzionario, un dirigente della regione Sardegna, che ha deciso di chiogare capo di fare su dipendente pubblico e di tornare a vita sua per fare su inzatteri. Intendiamo se non narada. Ha deciso di lasciare la vita in città e il suo lavoro in ufficio e la carriera in la pubblica amministrazione per tornare a vita e di valorizzare la terra nostra. Su vino nostro, su anonau de Mammoiada, e tiene de caratteristiche particolari, uniche in tutta la Sardegna, possiamo narrare. E noi tengo la famiglia, sono compagni di tutta la vita, tengo la radiina, in Mammoiada tengo la radiina, sono importanti per la vita, ma sono importanti per i prosomini. Io sono molto affezionato a un disco famoso africano in area da proliscire in dove possiamo andare, non dobbiamo sempre aumentare da dove siamo venuti. Hanno già arrivato in cantina
appustisi de Savinninna, zaina bona, zaina genuina. Deppimus stare meda attentos a non guastare tutto la natura nos ha donato. Deppimus maneggiare tutto in attenzione, deppimus travallare bene in cantina, ma deppimus essere attentos guardadores de zaina, de questa trasformazione de zaina in vino. E non deppimus essere ammentare una cosa, il vino buono nasce di pezzi da zaina buona, non bisogna metà scompromesso, ecco. Il vino deve essere espressione di tre elementi, desannata, del suo lavoro di uomini, che è adoperato tutti gli anni per battere in cantina a una buona, e poi deve essere espressione fedele della vinza, in cui il vino nasce. E meda importante, anche questo vino anna di ampulla, si deve presentare bene, deve essere uniseppido, deve essere su mezzo vino che possiamo presentare. E meda importante è l'etichetta, su lumene del vino. E questi elementi devono essere fedeli, devono rispecchiare la tradizione, devono rispettare la storia e la cultura del suo territorio in cui il vino nasce. Siamo in Modolo, in Salbardes de sa Planazza, in sos caminos de sa Malvasia, su Inu Malvasia, chi sagata del suo disciplinare doc, e via in questa zona linarana Malvasia di Bosa. E siamo con Nicola Garippa, che è de sa Quintina Silattari, che è da 20 anni quasi che sta belta in Noga in Modolo, ed è già la conoscono non solo in Sardegna, non solo in Italia, ma fin al fuori dall'Italia, che resessida a fare, a conoscere un vino che è spago, chi vi pago con notto, ma che è il buono meda. Come ti bene di questo pensamento e come ti bisogna il risultato? Ma la storia è parzialmente itinerante, hanno sa pare in un panzo in Giovanni Pur, che è orgoleso, Giovanni Sedileso, per cui questa origine è barbaricina, e lì a Giubinunieddu, non è Malvasia, è una realtà importante, è stata una de Uliana, de Mamoiada, de Orgosolo, e seguendo un po' usa tradizione curiosa della Malvasia e ahí da tracciau Giovanni Battista Colombo de Ollollai, ieri veniamo però momento scapitato per noi e ha lanciato la Malvasia, noi un po' abbiamo seguito questa insomma questa ilata e in 20 anni insomma abbiamo dato un bello ambito e passa a Malvasia. La Malvasia de Osa è un vino particolare, è un vino gentile, linarana, quando il giovane è drucche meda, colpita a conca se non le buffa troppo e si non li schirrezzere, quando è più anziano entra nel suo disciplinare, da tanti anni tento in si deve tenere e diventa un vino più sicco e tiene un'altra possibilità di gusto e di gasi. Come ti posso inserito in questo connotto di gusto al duas giovana e bezza, voi siete inserito il fatto cosa al noas. Esatto, questo è proprio un grande caso. La Malvasia Vezza è una vino da meditazione. Noi abbiamo cominciato creando tipologia nuova, abbiamo seguito un po' la storia della cantina flussiva e abbiamo fatto la tipologia spumante. E noi non che siamo usati ormai il spumante del Malvasia di Bosa DOC. Oggi si narra da Malvasia di Bosa DOC grazie a si interessa in al nostro e si sta modificando sul disciplinare. Siamo da una paio di anni a cantina nostra e siamo cominciando a tornare un po' a su onnutto questi non hanno tue. Abbiamo la cantina nostra, siamo usando sempre questa tipologia
spumantes, siamo usando essa malvasia, usa zovana, ustinando di tu e dul e hanno passato come a fare essa malvasia già riserva, se ustinando di tu e vino da meditazione abbiamo imparato a radedda a stanza, l'abbiamo inoculata su flor e insomma all'anno pro aereo su vino giusti in arrandetua. Sa malvasia no che è una terra de poeta bravo, sa malvasia che non la buffa da cantata poesia bene, non la buffa bene, ma poche la serrare, ha il fatto ampulla al bellasa, etichetta al bellasa, cioè ha pensato pure che non è solo su prodotto che deve essere buono, ma deve essere presentato bene pure che non è nel suo mercato. No, noi si stata un po' una caratteristica nostra, noi andiamo in particolare di questa cosa si occupa Giovanni, la sampulla nostra abbiamo prima a Sulu, che deve naturalmente l'introvicato in un vino deve essere la saltezza dell'ampulla e dell'etichetta. Assolutamente, e per usci insomma abbiamo riscontrato veramente un risultato che non ci aspettavamo, a questo punto non ci ha rubato un'ampulla in mano di vino da un anno a sattero. Siamo con Giovanni Porco ancora in Modolo. Giovanni è uno del gusto che hanno fondato Silattari, abbiamo fatto prima con Nicola Garippa, ma è tenuto un altro ruolo importante, è presidente del consorzio di tutela della malvasia. Abbiamo nato prima che ha un ruolo di importo meda, può salvare su disciplinare della malvasia, ma può rinnovare, può dare la possibilità alle aziende al meda di tribagliare in suo mercato di OE. Poi è nascito questo consorzio, il ha fatto e chi è tutto lanzato dai nascita di questa novità. Tanto questo consorzio è nato circa 4 anni fa, ovviamente Zeo e Nicola hanno spinto me da nascere questo consorzio. E dopo me da tempo, me da anni che fummo in cammino, siamo riusciti finalmente a fondare questo consorzio. Subito abbiamo ottenuto un bello finanziamento importante dalla regione che ci ha permesso di buona cartellonistica in zona, di fare pubblicità, di non fare conoscere come è malvasia di Bosa. Però l'intenzione nostra non fu solo questa di fare conoscere e di difendere la malvasia di Bosa, ma di sviluppare questo giovane. Sia Zeo che Nicola tenevamo vizio, giovane e non stiamo a gradare a dormire proprio triballando in susarto, come non va questa la nostra famiglia, la famiglia, noi siamo io essendo del Sedilo, sono nato praticamente in susarto. E infatti, figlia mia, dottor Dua, una si è laureata in biotecnologia ed è appassionata di scienza e Paris con Nicola fa questa malvasia che bosa grada, che non si aggrada. Ma su consorzio ha già fatto a due scantine a Noasa, due giovani di bosa che si sono posti e sono vestiti canno posa prima volta con questa etichetta soro. E questo è per noi la cosa più bella, cioè noi possiamo andare da buona, da vaghiamo conoscere, eccetera, però se i giovani non si accusano a scienza, non proseguiti. Duca ha aperto un cammino che può dare a suo giovane questa possibilità di tribagliare in noghe, seguendo sandala che è stata da suo anziano in soro, a barrare in suo mercato e resessinde a tenere un reddito. Assolutamente, questa cosa più importante, scusa, finché sei gommo, chi è produita da malvasia, sorbesto, non hanno seguito un meda su chi Colombo ad iniziato. Io ad iniziare una strada, però nessuno da seguire. Paradossalmente, noi che fummo questo ultimo arribato, uno sedilese e un orgoleso,
Dammo's silenziosamente, dammo's osservau, criticau, però a sa fine... sì, e caleste, cussa de che leare sorzofanos a sa campagna, de vaide de sa malvasia un reddito, poi te devo cristianare canto che rimmoso, però si voi a sa fine, non do racconto, sto zopani te vade. Da quando sono minore ho inteso che il problema della malvasia è che binda paga e dunque hanno bersa quantità può andare in supermercato chi dimandano ma dammi che intumizza ampullas e come te fa che può fare questa? È vero, infatti 2 anni fa che venne un americano sia in Noghe sia posa vernaccia dei Ristanisi e questo queria da malvasia e vernaccia. E insomma, in Noghe Europa abbiamo schiacchierato, abbiamo vatto, eccetera, eccetera. Andavo, va bene, può cominciare, mi ne preniese un vagone. Però un vagone perché sta finza sa inza entro. E tanto di cui un vago a Monnau, visto che in sa quantità non podimmo combattere, cioè non vi podimmo essere posa quantità. Sa qualità non bada nessun problema, vedete, tutto, qualsiasi malvasia chi gusta è buona, su prezzi. E figlia mia si è inventato questa malvasia bottrizzata. Ha fatto un video, ha piccato su premio desa col diretti su Oscar Green, eccetera. E ha fatto un'ampulla che ancora deve cominciare, deve scatulare, a 7.000 euro su ampulla. Questo americano va e ponemi a parte deghe, di ma faccio su bonifico, de un acconto, però deghe mi servono. E guarda, manco per spazio andavo in Noghe, mi chiamavo su studio. Speriamo, su consorzio a Savine, pochino da compresa ancora, serve per gusto, serve per fare, può essere unioso, può andare vari sul mercato e può destinare sa mattessi limba. A de voi da aver fatto questa malvasia, come che picamos a su capo del Susu, ma in sopra meda, e andiamo questa schintina al surrau. Abbiamo sciorato di fare questa chintina e ligni in gadura perché noi, i nostri babbi, i nostri genitori e noi stessi siamo nati in gadura, siamo al Sachinese, nati e cresciuti. E quindi abbiamo ritenuto opportuno impegnarci lo lavoro e le luoghi dove siamo nati. La fortuna ha voluto perché essere una zona di turismo, essere una zona vocata allo turismo è una fortuna stesso, ancora se è un turismo di alta qualità, perché abbiamo avuto questo dono dalla natura e da Dio e dunque abbiamo sciarato di fare la nostra attività e le luoghi dove siamo nati, perché per riaffermare l'identità nostra, ripigliare le tradizioni, cercare di fare igni come facevano le nostre manni ed abbiamo continuato in questo solco di Mucussini per cercare di portare avanti una caratteristica gaduresa in Sardegna, in Italia e in tutto il mondo. Sicuramente quando abbiamo cominciato questo tipo di lavoro, questa attività e questa impresa, abbiamo pensato alla tradizione degli stazi gaduresi e al Sachena, insieme a altri paesi in Tundu, ha una forte identità innanta alla vita dello stazio gadurese. Le stazi gaduresi avevano tutti grossi igni, era importante lo stazio quanto aveva una igna importante e soprattutto la manialia, tutto lo che gira in Tundu allo stazio permetteva di fare una cosa importante. Quindi noi abbiamo recuperato queste tradizioni, abbiamo fatto questa attività nuova per noi, tenendo conto di chi erano le tradizioni e la vita e la cultura e lo lavoro degli stazi. L'innovazione ovviamente
non andiamo a calcicare l'ua con i piedi come facciamo che danni, ma abbiamo cercato di adeguarci ai tempi moderni. Ancora Palchini, il nostro obiettivo era questo di portare l'uino fuori dai confini cadoresi, fuori dai confini della Sardegna, quindi ci siamo dotati di strutture moderni, tipo la cantina dove viene visitata tutti i dini dai turisti, e strumentazione noi per fare un vino ancora più buono, per fare un vino di qualità, per fare un vino insomma, che sia all'altezza e in grado di concorrere con le competizioni, con tutte le competizioni che ci sono in giro. Allora, in futuro cosa dobbiamo fare? Intanto abbiamo di consolidare lo che abbiamo fatto finza vali, che abbiamo fatto abbastanza, però soprattutto abbiamo di puntare sempre innanzi alla qualità e innanzi alla natura, che oggi chiamano biologia. Noi in Sardegna abbiamo la fortuna di fare un prodotto che biologico dal punto di vista naturale, perché abbiamo degli elementi tipo l'uento, tipo la salsedine che ci viene dal mare, dalle bocche di Bonifacio e dalla costa, tipo la tarra granitica che ci consente di utilizzare dei manco medicinali, come si diceva che danni per curare la India. Ecco, quindi il nostro futuro è proprio di scommettere, di investire innanzi a un prodotto che sia biologicamente naturale, però allo stesso punto di non perdere la qualità e di non perdere i sapori buoni che ha il vermentino cadoreso, perché il vermentino questo è un territorio che è avvocato al vermentino cadoreso. Quindi noi vogliamo approfondire il futuro della nostra azienda, della nostra cantina, delle nostre indie e questo di fare un vino di qualità in modo più buono e più naturale possibile. Siamo in Trenuraghes, in Planalza, terra de Malvasia, e siamo con un enologo di Portumanno, Angelo Angioi, che ha fatto un'aschere Quintina Almeda e ha fatto un'aschere Bino Almeda. E Ducasa, questa quasi la memoria storica che siamo in prende, poi onde vai dare con boisi. Suino in Sardegna è diventato da un hobby, come si narra in inglese, a una cosa di piacere, di consumare con i suoi amici, a un affare, come si narra in italiano, azienda Almeda che sono a rivende fuori dalla Sardegna. E tu sei uno dei gusti che ha fatto, che ha azzuato. Come siamo arrivati e noi possiamo arrivare ancora? Come siamo arrivati? Noi stiamo a sfaltire da su considero che la pianta tiene un'importanza manna prima di fare il suino. La pianta, io parto sempre dall'idea che la pianta non le importa nulla che noi facciamo il suino. La pianta gli interessa di produrre il suo semine, poi si può riprodurre. E se noi facciamo un vino solo per il fatto che deve essere seguito certi parametri, che non deve essere alcolico, che non deve tenere certa considerazione, certa sostanza, noi ci imbagliamo tutto. Invece, per volte partire a fare un vino buono, tocca di partire da una uva che siede a suo punto giusto di maturazione, come si narra in italiano. Cioè, sul punto in suo galese, la pianta è scomprita, il suo frutto è scomprito. In questo modo noi possiamo trasferire a su vino le sostanze, le qualità che sono già comprese in sa uva. Se noi partiamo da una uva, che tiene già tutte le qualità, noi risultiamo a trasmettere a su vino che facciamo. E questo è importante, meda. Le scantine che sono nascite, che hanno fatto vino, che ha poi fino a Zazuado, a fare vino, a nascere, eccetera, sono partite da questo considero, da questa considerazione. Partendo da questo fatto, ogni territorio ti dà una risposta, fino a partire da Samattesiua, ti dà una risposta diversa. E su chi conta non è tanto sa tecnica, non è sa tecnica e via, sa tecnica è importante meda, ma su chi conta adesso sul territorio, sa risposta che ogni territorio ti può dare, partendo sempre da Samattesiua. In Sardegna è una ricchezza sul fatto che in Noga per Malvasia, in Cordane su Cannonau, su Cagnolari, tanta tipologia diversa di uva che sono di Portumanno, è una ricchezza per una terra come la nostra. Certo che è una ricchezza, e se in ogni territorio sia sviluppato una qualità di fresca, esca in questo territorio questa qualità è risultata a dare su mezzo che poteva dare. Tanto è successo che
che la tribagliaiana sono risultato alla trasformare, alla valorizzare, fino in subiticco, fino al babbo nostro, che lo facciamo un po' hobby come Tasana due, ma fino a semplicemente poi se lo può fare, può lo combinare, qualche cosa può la pure. L'hanno fatta che si sono reso conto che questa qualità in questo territorio poteva dare su mezzo, e questo ha valorizzato. Come tutti i territori sono in grado di dare fino a pinos o fino a spaltine della stessa qualità di uva, di dare pinos di una certa importanza, però ad ogni territorio è specifico, puite creare che in questo territorio questa uva risulta da esprimere le caratteristiche al mezzo che può attendere di samatessi. In tutta la scienza, sa cosa al mezz'ora che si chilca da mezz'ora continuo e si chilca di severare le cose che funzionano e le cose che tocca di abbandonare, finché le cose al dando che non funzionano più si abbandonano. In suino mi pare pure che in Sardegna su mezz'ora umano si è legato pure a questo che si sempre movinde, che il kende di sperimentare pure qualche cosa di nuovo. Certo, è importante, perché se ogni qualità di uva ti può dare certe sostanze che sono gradite da chi si fa suino, e se noi chilcamo di questa sostanza della mantenere in suino, della mantenere in su mezzo il modo, è chiaro che deve risultare a studiare in quale modo questa sostanza è ben proteggita e se altre sostanze che la vogliono guastare che sono eliminate. Compreso? Quindi la tecnologia si studia, bisogna risultare a specificare queste caratteristiche in modo da la poter valorizzare o eliminare se è una cosa che non va bene. E dunque, pure è tempo di che la gabare, ma non solo poi, questo primo tempo di intro e su conto. Con SAE siamo da SAE 8 trasmissioni, o filmisi in sedori, in sa cantina su ento, e abbiamo feddau de Inzasa, de Inu e de Inzatteris. E dunque, voldavo appuntamento a San Ughieni, di Dio Scherete, e buon prove a tutti.